Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è un sardo sul continente ed è giusto ormai affrontare insieme, dopo aver commentato questa miniserie di partite delle amichevoli per il campionato del nostro Cagliari, ormai con un nuovo allenatore insediato da più di un mese abbondante, con entrate e uscite di mercato credo ormai quasi totali. È giusto fare un bel punto sulla situazione della nostra rosa e quindi su quello che effettivamente potremmo fare o che mi piacerebbe anche vedere a livello ipotetico dal nostro nuovo mister Nicola. Allora, prima di cominciare, vi ricordo, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di mettere un po' di mi piace, un po' di commenti, signori, è tutto gratuito. Fomentiamoci insieme parlando di Cagliari, quindi se siete tifosi del Cagliari avete il dovere emotivo di farlo, se vi fa piacere ovviamente, a parte gli scherzi, e anche se non tifate il Cagliari, insomma, qua si parla di calcio cercando di creare un po' di fomentistica passionale, quindi siete tutti ben accetti perché cerchiamo di parlarne tutti con educazione e rispetto di tutte le tifoserie. Vi ricordo che abbiamo anche Instagram e TikTok, quindi se avete il piacere di darci un piccolo sostegno anche lì, noi siamo molto contenti, ovvero il sottoscritto, parlo al plurale, ma in realtà sono da solo. Allora, detto questo, signore e signori, com'è la nostra situazione? Allora, io le informazioni anche a livello economico, perché mi servono poi anche, sapete che sono un cultore del fantacalcio, le prendo direttamente dal nostro bellissimo Transfermarkt, che è sempre molto aggiornato, sempre ben fatto, molto utile per avere tutte le informazioni del caso. Com'è la nostra rosa in questo momento? Allora, noi in questo momento abbiamo in sezione della porta Scuffet, Scerri e poi il nostro Ciocci, che oltre ad essere infortunato e quindi non pervenuto al momento attuale, a livello di porta quindi potremmo anche dire che effettivamente Scuffet il suo l'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto più che bene, ha avuto anche delle partite secondo me proprio di gloria, cioè nel senso dove ha fatto davvero delle parate, passatemi il termine, della Madonna. Possiamo avere di meglio? Allora, di meglio sicuramente in giro ce n'è, ma per quello che è il nostro livello societario, il nostro livello di rosa, secondo me Scuffet, fra tutti i portieri di quelle squadre di zona della classifica dove graviteremo noi, è sicuramente uno dei migliori. Quindi, devo essere sincero, mi dà molte certezze. Spero con tutto il cuore che non vi siano grandi offerte o colpacci definitivi da qualche grande squadra che venga a cash a comprarselo con magari un po' di surplus, che non ci ingolosisca, quindi magari quelle offerte che si vociferavano, quegli avvicinamenti ad esempio del Milan, perché perdere Scuffetti in questo momento e iniziare una nuova stagione di Serie A praticamente ormai fra 2 settimane con Scerri titolare, per quanto quel poco che abbiamo visto in queste due amichevoli dove effettivamente ha giocato non mi sembri un brutto portiere, io adesso a livello di pura ignoranza vado a premere sul suo profilo, non credo che sia un portiere che abbia grandi esperienze di Serie A, anzi direi proprio di no a occhio. Infatti ha giocato soltanto praticamente l'anno scorso in un campionato oggettivamente molto, ma molto limitato. Io devo essere sincero, non mi arrischierei ad affidargli la porta, cioè quindi Scuffet, a meno che davvero vale 2 milioni e mezzo, ce ne vengano a offrire 10 e possiamo andarci a prendere un bel portierone, insomma, io me lo terrei lì stretto. Quindi se così resta la situazione, Scuffet, Scerri e poi Ciocci quando si riprenderà, la nostra triplettina di portieri va più che bene, con Scuffet però assolutamente titolare. Sezione difensivo. Allora, supponendo di voler giocare con una difesa a 3,
come quindi ha intenzione, almeno da quello che abbiamo visto praticamente in tutte le amichevoli, in tutte le partite, quindi che ha diretto ormai il nostro Nicola, a livello di difensori centrali, quindi di soggettoni che lo fanno di ruolo, abbiamo Luperto, Obert, Vitesca, Mina, Azidiakos. Allora, partendo dall'idea che io non ho niente contro nessuno, è pur sempre un'opinione personale, un gusto personale, che quindi può essere giustamente controbattuto con tutte le argomentazioni che volete, io personalmente avrei cercato di monetizzare un po' su Vitesca e Zidiakos, trattenendo in tutti i modi possibili, come per adesso sembra si stia riusciti, Mina. Abbiamo più o meno reintegrato l'addio di Dossena con Luperto. Obert è una bella certezza, giovane, un bel investimento per il futuro, e mi sarei andato a prendere qualche soggettino magari o svincolato o tendenzialmente comunque di livello. Ora, io mi rendo conto che sono tutti e due degli investimenti che sono stati fatti effettivamente nell'arco dello scorso anno e che comunque si debba necessariamente andare ehm, a giustificare comunque quella tipologia di acquisto. Me ne rendo conto, me ne rendo conto. Mi rendo anche conto che però Azidiakos e Vitesca, quando hanno giocato soprattutto in quest'ultimo momento di amichevoli da titolari, soprattutto insieme, la nostra capacità difensiva ha avuto un crollo non indifferente. Quindi nel momento in cui abbiamo Mina e Luperto, Mina quando mi torna in forma sarà sicuramente a posto, ci giochiamo magari poi uno Zappa o un Di Pardo, per dire, che poi rientrano nei terzini, o ci giochiamo, per dire, un Azzi, un Veroli anche mi va bene, o paradossalmente indietreggiamo Ugello che però poi per ovvi motivi non sarà fattibile, questa cosa a meno di grosse emergenze, possiamo giocare con una difesa 3 abbastanza serena. Il problema secondo me è dato da una debolezza di fondo di Vitesca e Azidiakos, che non è che sono pessimi giocatori, ma non hanno, secondo me, i mezzi per poter reggere una difesa a 3 da soli sulle loro spalle. Ci vuole qualcuno di più cattiveria, di più precisione, di più garra. Quindi uno alla volta affiancato da Luperto e Mina va bene, però se vogliamo dare il cambio a Luperto e Mina ci puoi mettere Obert, ma inevitabilmente arriverai a delle partite, come ha provato poi nell'ultima amichevole nel secondo tempo, dove fai giocare Vitesca e Zidiakos insieme e lì, secondo me, i problemi cominciano a farsi più seri. Quindi io, ripeto, avrei investito qualcos'altro nel settore della difesa centrale. Però, guardando le analisi svincolate, alla fine, quindi di soggettoni che oggettivamente sono in giro a costo zero, gli devi pagare solo il contratto, c'era della bella robina, signori, eh? Cioè, piazzavi qualcuno di quei due nostri soggettoni e tu in giro hai Sumaoro, Hummels, Matip, ok, Mario Hermoso non sarebbe venuto da noi con un valore di 25 milioni di mercato, hai Di Gigi, buttatelo via, 2 milioni e mezzo di valore, cioè Robina effettivamente, ma Manolas, ok, ne ha 33, non è neanche così vecchio, Biraschi, signori, cioè abbiamo della robina che comunque se non altro ha comunque dato un pochino più di garra, di esperienza quando giocano, quando giocavano. Certo, sono comunque dei soggetti che magari sono un pochino più da analizzare, dovevi portarli prima, però secondo me liberare almeno uno dei due slot o di Vitesco o di Azidiakos più o meno a parità, quindi di costo speso e poi di contratto nuovo reintegrato col nuovo giocatore, non sarebbe stata per niente
una brutta idea, ma va bene così, insomma. Quindi, se giochiamo con la difesa 3, abbiamo questi difensori centrali ai quali possiamo poi affiancare in necessità, come abbiamo già fatto secondo me creando una difesa 3 migliore, metti Zappa che da suolo di terzino lo mettiamo come braccetto insomma di questa difesa 3, quindi ci puoi mettere anche Azzi tranquillamente o Di Pardo che comunque loro l'hanno sempre fatto più che bene. Io per gusto personale preferisco una difesa 4, sinceramente, quindi avere Zappa e Augello sulle fasce con, anche lì, puoi tenere a quel punto anche Vitesca e Azidiakos perché ci metti centrali o Mina con o Vitesco o Azidiakos oppure Luperto con o Vitesco o Azidiakos in più anche di subentrato Obert e sei a posto. Però ci sta il fatto che si sia scelta una difesa 3 per un gioco un pochino più aggressivo. Capisco comunque la tendenza del nostro allenatore a voler creare un centrocampo più solido, anche per il fatto che comunque è qualcosa che sta, non dico premiando, ma non mi dispiace neanche vedere davanti molte più proposizioni di gioco, perché comunque avendo un centrocampo molto più corposo, inevitabilmente foraggi di più le punte, che era poi il problema che avevamo l'anno scorso, cioè insomma il campionato scorso, ovvero un attacco poco foraggiato e quindi automaticamente molto sterile dal punto di vista delle effettive realizzazioni. Molte partite le abbiamo perse, non tanto perché abbiamo subito goleade, che alla fine sono state pochissime, comunque le partite dove abbiamo subito diversi gol, ma più che altro per il fatto di terminare sempre dal nostro lato con 1-0, quindi senza poter aver segnato, aver portato a casa neanche un gol, che magari ti avrebbe garantito un pareggio, ti avrebbe garantito qualche punto in più. Fatto sta che al di là quindi del discorso difensivo, dove comunque gli uomini ci sono, cioè non possiamo dirgli nulla, a gusto personale, ripeto, mi mette più tranquillità la difesa 4, ma volendo giocare una difesa 3, io qualche nomino ve l'ho dato. Vitesca e Azidiakos sono quelli che mi convincono di meno. Gli altri per me sono tutti perfettamente utilizzabili, con comunque il fatto di avere, se possibile, perennemente titolari fino a quando non sia necessario, magari alternandoli verso la fine partita, quando abbiamo delle situazioni dove siamo abbastanza tranquilli a livello di gol e di punteggio, sempre Mina e Luperto titolari fissi, con subentrato di primo pelo Obert, per poi alternarlo in caso di necessità con Vitesca Zidiacos se non arriva altro. Anche lì, come braccino terzo, possiamo utilizzare tranquillamente Zappa, che mi è piaciuto molto in questo ruolo, è molto decisivo anche in questa situazione, che alterni quindi con Azzi, con Veroli o con Di Pardo, a seconda della necessità. Per quello che riguarda il centrocampo, il nostro centrocampo è sicuramente uno il settore che ero partito molto più prevenuto, soprattutto per l'addio di Sulemana, però dopo aver visto poi le conferme di Viola, dopo aver visto che molti dei nostri sono andati, come vedi che va via Nandez, però comunque è tornato Marin, che è vero, giocano in ruoli un po' diversi, però comunque sia, quello che è uscito più o meno è stato ribilanciato e abbiamo messo anche qualche bella integrazione perché è vero che poi nel settore più avanzato sono andati via anche Oristagno e Gaetano, però abbiamo preso anche Zortea, è arrivato dopo in interdizione, insomma abbiamo secondo me pareggiato abbastanza quello che avevamo fatto uscire, quindi non mi è dispiaciuto. Nel nostro centrocampo che si giocherà quindi a questo punto mi viene da dire quasi fisso a 5 con le due con uno più avanzato che faccia da quasi trequartista che allacci quindi attacco col centrocampo, due ali che abbiano il compito oltre che di portare avanti il gioco che saranno plausibilmente sempre Zortea e Augello e di base per poi soprattutto Augello fare il lavoro di interdizione, tornare indietro e trasformare quando serve la difesa praticamente a 4, quindi non è un brutto piano, anche se ho paura che possa dare un impatto comunque di stanchezza fisica sul lungo periodo molto più impegnativo per Augello che nel caso poi dovesse mai capitare abbia qualche acciacco fisico per questo abuso comunque di necessità inevitabile con quel ruolo, oltre che di dover macinare molti chilometri in avanti per fare gioco, anche di tornare indietro in caso di affanno difensivo, gli somministri una quantità di chilometri che lo mettono inevitabilmente più a rischio. E anche qua i nostri titolari sono perfetti,
C'è però qualche slot a livello di sostituzione che non è che sia di livello pari a quelli che metti in campo, almeno, sempre opinione mia. Noi in questo momento abbiamo Prati, Macumbu, Marin, De Iola, Adopo, Viola, Zortea, Yankto, Pereiro, Del Pupo. Quindi a livello di puro centrocampo non siamo messi neanche malissimo, però dovete contare che Pereiro praticamente ha sfiorato il campo qualche secondo. Ni nulla di ufficiale e si sta ancora riprendendo. È sempre il grande incognito il nostro Gaston Pereiro. Anche l'anno scorso praticamente non lo si è visto, è sempre lì, sai che sta lavorando, sarà utile alla causa. In Serie B aveva fatto molto bene. Per un motivo o per l'altro lo abbiamo ancora con noi e a me fa piacere perché comunque è in uno slot in questo momento dove noi abbiamo venduto, dove abbiamo rilasciato, insomma, più che altro i prestiti che abbiamo ripreso, perché lì ci pensavamo principalmente, avevamo Mancosu, Gaetano e Oristagno. Ma Gaetano è tornato a Napoli, Oristagno è tornato dove era, all'Inter. Oristagno è riscattabile praticamente per il prezzo che ha. Gaetano ci stiamo provando, ma non si sa, secondo me se ne farà poco. Dall'altro lato Mancosu giustamente si è ritirato riconoscendo come aveva comunque dei limiti fisici per i quali non era più utile alla causa come avrebbe voluto per la sua devozione alla maglia, alla società, alla tifoseria, a tutto, e quindi ti ritrovi in un momento in cui un Pereiro in forma ti servirebbe come il pane. Però non si sa, anche lì, in questo momento, forse a livello di trequartista io qualcosina avrei investito, perché comunque tu di trequartisti puri in rosa hai Pereiro e Del Pupo è molto molto giovane e tocca il campo talmente poco che è anche lì un'incognita. Quando lo vedi giochicchiare, ma in occasioni comunque non di grande importanza a livello di fomento, è sicuramente una buona promessa, ma dargli in mano il collegamento tra centrocampo e attacco come trequartista in titolare da Serie A non mi sembra il caso. Quindi giocherà con questo centrocampo a 5 molto solido, con una zona centrale dove probabilmente creerà gioco principalmente Marin e poi da subentrato o Viola o Deiola, con affiancati Macumbu e Adopo a fare i granatieri di turno di interdizione e sulle fasce Augello e Zappa, che anche qua non mi dispiacciono. Abbiamo però pochi ricambi anche lì sulle fasce, perché a livello di sinistra tu utilizzi, cosa fai? Utilizzi Augello praticamente come terzino avanzato, diventa a tutti gli effetti un centrocampista sinistro, e nel caso in cui sia sovraccaricato di lavoro lo cambi con Yankto, che con quello che abbiamo visto non mi dispiace. Sulla destra anche lì tu usi Zortea principalmente e lo sostituirai in caso di necessità con Di Pardo, oppure nel caso in cui non ti stia servendo a livello di terzino dei tre di difesa, ci puoi sicuramente schierare Zappa, però vi rendete conto che sono comunque, oltre che non persone di ruolo in quella situazione di campo, sono anche comunque sia delle persone che tu potenzialmente stai togliendo a rinforzo difensivo, perché ovviamente se Zappa me lo schieri di davanti, facciamo conto, per dare un cambio di livello a Zortea, non che ovviamente si intende non vada bene l'utilizzo ad esempio di un Di Pardo o di un Nazzi se dovremmo sostituire Augello, però quelli che creano più gioco, più fomento, in quel senso lì sono sicuramente Augello e Zappa. Quindi forse anche lì, volendo giocare a 5, un centrocampista almeno di destra di ruolo in più e anche uno di sinistra forse sarebbe stato il caso. Però se ci teniamo la difesa 3, comunque sia, Azzi utilizzato al posto di Zortea quando c'è stati i cambi in queste amichevoli non ha fatto male, quindi ci possiamo ancora stare. Diciamo che a livello di centrocampo, se vogliamo effettivamente utilizzare la difesa 3, i cambi alla fine ce li abbiamo, perché i nostri terzini hanno tutti la qualità di avere molta gamba. A livello di qualità tecnica, di passaggio, di fomento di gioco, è inevitabile che i titolari, che sarebbero poi Augello da una parte e Zortea dall'altra, sono quelli che creano di più. Però
Azzi è un ottimo subentrato in questo senso, Zappa, ripeto, alla peggio può andare a prendere il posto di Zortea nel caso, Jankto non mi è dispiaciuto assolutamente come ha giocato in queste partite quando l'abbiamo visto entrare, mi sembra molto sul pezzo ed è uno degli acquisti comunque che nel tempo, sebbene fossi partito un po' pervenuto per le prime prestazioni l'anno scorso, mi si è poi secondo me innescato bene, quindi non mi dispiace assolutamente. Resta, come vi dicevo, il fatto di avere effettivamente perso moltissimo a livello di trequartismo, che non è stato poi ripreso. Ci sta il fatto che comunque con un allenatore nuovo, dove il trequartista puro effettivamente viene poco utilizzato perché c'è una difesa più solida, c'è un centrocampo molto più allineato con le incursioni poi un po' di tutti in avanti che possono essere nel caso giochiamo con a dopo Marin, Macumbu, sicuramente di Marin che fa gioco, si porta un po' in avanti, accompagnato magari dalle ali e dei centrocampisti esterni con creazione di gioco in quel senso, oppure può essere poi Viola e De Iola. Quindi comunque sia, giocando con questo modulo, sostituiamo la mancanza di acquisto del trequartista che nel caso in cui poi il nostro Pereiro, che sta ancora facendo lavoro differenziato fino alla settimana scorsa, dovesse finalmente rientrare un po' nelle rotazioni, non si sa mai che possa effettivamente creare quel leggero cambio di modulo, quindi con un 4 puro di centrocampo, un 4-1-2 insomma, piuttosto che un 3-5-2 puro, e in quel senso lì quindi si riassisterebbe diciamo a quella situazione. Però a livello di centrocampo devo essere sincero, avendo compreso che tipologia di modulo mi vuole utilizzare Nicola, non credo che ci possiamo lamentare più di tanto, perché quello che è uscito è stato secondo me reintegrato bene. A dopo mi sembra un ottimo sostituto di Sulemana, l'andata via di Nandez è stata comunque sostituita secondo me più che egregiamente dal ritorno di Marin. Zortea è un ottimo acquisto, Augello in quel ruolo ci sta bene e ripeto, l'uscita dei nostri trequartisti, il ritorno più che altro a casa dopo i prestiti dei nostri trequartisti a cui ci eravamo affezionati, Oristagno e Gaetano, viene comunque ben fomentato dagli inserimenti appunto offensivi che possono dare poi i vari Marin, Viola e De Iola. Per quanto riguarda il settore diciamo d'attacco, io devo essere sincero, rispetto all'anno scorso mi sento più soddisfatto. L'anno scorso abbiamo preso Sciomuro dove Petagna. Io non ho mai nascosto il fatto che mi piacessero poco come acquisti, perché Petagna veniva da delle stagioni molto opache. Poi c'è stato un momento in cui mi ci sono un po' fomentato, dandogli molta fiducia, ma alla fine è stata più un'umana simpatia piuttosto che una fiducia riposta grazie a uno svegliarsi a un certo punto, dando un po' di continuità a livello di risultati. E Sciomuro dove è stato una sorta di mini esplosione, perché c'è stato quel momento d'oro in cui è tornato da quel medio-lungo infortunio, i primi dell'anno, insomma, cos'era gennaio, febbraio, non mi ricordo, in cui comunque ha fatto quella bella doppietta, sotto questa vampata per poi spegnersi di nuovo nuovamente. E ha confermato quindi i miei dubbi che già avevo fin da, se non vi ricordate, i video qua lo mostrano, che avevo fin da quando l'avevamo comprato, fin dalle prime amichevoli estive dell'anno scorso, quindi mi ha ricordato molto una tipologia di giocatore alla Correa, insomma, se ve lo ricordate, ex Lazio, poi è andato all'Inter, che praticamente giocava effettivamente titolare quelle 3-4 volte l'anno, anche di più magari, con effettivo apporto a livello di gol, cos'erano, 2 doppiette l'anno e basta praticamente. Quindi giocatori buoni, ottimi no, secondo me no, buoni giocatori in prospettiva, ma che poi nella ciccia ti portano una statistica, un punteggio talmente tanto risicato che dici io che li ho presi a fa, tant'è che infatti Sciomuro dove Petagna sono tornati dove erano. La sostituzione è buona, perché? Allora abbiamo recuperato fisicamente Pavoletti dopo l'ennesimo infortunio e mi va benissimo. Nostro capitano, la Padula è in forma, ci sta il fatto che ormai 1,34, 1,35 anni debbano avere dei ricambi e i nostri ricambi ci sono, perché abbiamo preso un piccoli, 23 anni, che è fomentatissimo secondo me, mi è piaciuto molto come sta andando, ha una gamba ovviamente che
a livello di velocità, di presa fisica è inesorabilmente, ma per dati fisici, statistici, più prestante ormai rispetto a Pavoletti e alla Padula. Mi segue lo scatto di Lubumbo, ad esempio, o la prestanza anche di Felici, ad esempio, il nostro nuovo acquisto, e quindi come punta, secondo me, titolare, perché è piccoli su cui dovremmo investire, dal primo minuto sempre, è perfetto. Mi è piaciuto moltissimo come si sta approcciando e io credo che lo prenderò anche ai miei fantacalcio, perché mi dà quel fomento, quella sensazione, quella verve che spero non venga tradita come poi ho provato a investire su Petagna, però insomma. La Padula e Pavoletti li ho visti bene tutti e due, perché in queste amichevoli comunque hanno segnato entrambi. Devo essere sincero, anche per Gianluca Lapadula, io con tutta la buona volontà del mondo ormai punterei a un subentraggio. Non li schiererei più dal primo. Pavoletti sicuramente, perché Pavoletti è proprio pura matematica, statistica. Il fatto che renda 99,9% in più, se non il 100%, quando è subentrato. Quando è subentrato Pavoletti una volta su tre, se non mi ricordo male a livello statistico, segna, se non di più, 2 su 3 segna, almeno una volta, magari non è decisivo perché magari deve farne di più e non riesce, ma un gol te lo fa. Quando lo metti dal primo minuto si sfinisce e basta e non riesce a essere incisivo come vorrebbe. Quindi il nostro Pavoletti, il nostro amuleto da subentrato. La nostra doppia punta, il nostro doppio attacco, ce lo possiamo giocare tranquillamente, di fomento e velocità dall'inizio, piccoli Lubumbo sicuramente, con, se necessario, magari Lubumbo indisponibile o piccoli, ci possiamo tranquillamente giocare un alla sinistra più accentrata, che poi è il nostro Felici, oppure affiancato ovviamente la nostra altra nuova giovane punta, che l'anno scorso mi è piaciuto molto come ha cominciato e mi sta piacendo anche come sta entrando in queste amichevoli, il nostro buon Kingston Mutandua, che, devo essere sincero, mi piace sempre di più. È ancora un po' impreciso a livello conclusivo, però tira di destro, tira di sinistro, corre come un forsennato, è giovanissimo, è quel genere di investimenti che la nostra società ha sempre ben puntato ed è quel genere di giocatori che a me piacciono molto. Quindi i miei titolari sarebbero Lubumbo piccoli, con subentrati, se necessario, o Gianluca Lapadula o Pavoletti, mai tutti e due insieme, perché secondo me darebbero troppa lentezza, nel senso troppo stacco di velocità rispetto a quanto potevi fare con Lubumbo e piccoli, quindi far entrare poi, magari in un secondo tempo per preservare Lubumbo e piccoli, Mutandua Pavoletti o Mutandua la Padula, a seconda di come gira la partita, con poi l'utilizzo di Felici un po' come jolly, a seconda della situazione. Soprattutto nel momento in cui magari, per necessità, facciamo conto, vuoi preservarti Augello per una partita successiva, vedi che ha corso troppo, una roba così, tu ti giochi sulla sinistra un'ala pura che è Felici, che sicuramente poi a livello di lavoro interdittivo può fare di meno, però se è una partita dove dobbiamo giocarci tutto per tutto, mi giochi quello che è un'ala pura che è Felici stesso, fai uscire Augello, ti giochi lui e va bene. Manca effettivamente un'ala destra pura per dare lo stesso tipo di ricambio offensivo, puramente offensivo a Zortea, appunto in quelle giocate, in quelle giornate dove magari sei sotto di un gol, ti vuoi giocare tutto offensivo, butti dentro, hai dentro Luvumbo, piccoli, dall'altro lato hanno già dato un po' tutto a Augello e Zortea, mi faccio entrare anche Felici da un lato, mi gioco, che so, Viola o De Jong in centrocampo che sono più offensivi rispetto a un Marin, o una Dopo ovviamente, a un Macumbu, però sulla destra non ho questo slot, non ho effettivamente un'ala destra in partita pura che quindi sia portata per ruolo, per mestiere ad andare quasi esclusivamente in avanti, cioè quell'arrembaggio totale sul lato destro non lo possiamo fare, perché come dicevamo prima mi posso giocare l'inserimento, facciamo conto se non ha giocato già di Zappa, posso buttarci Di Pardo, facciamo conto al posto di Zortea, ma inevitabilmente non hanno quella piedistica, quella visione di gioco avanzata che può avere un centrocampista puro di destra o un'ala destra. Quindi anche qua noi abbiamo effettivamente, sempre guardando tra la svincolatura, cioè per evitare di investire effettivamente
troppi soldi che magari in questo momento ci sta, non abbiamo neanche, perché se ci fate un conto fra quello che è uscito e quello che è entrato siamo più o meno in pari. A livello di pura e semplice svincolatura, noi in questo momento c'è qualcosina di, c'è qualcosina effettivamente di utilizzabile, però anche qua mi rendo conto che non ci sia questo grandissimo affare sul quale investire, a meno di non voler fare qualche grossa scommessa sul giovane semisconosciuto di turno, che può andarti bene e può andarti male. Io personalmente mi butterei su, guardando un po' la lista svincolati, quello che mi ispira di più, che non è proprio il nome che crea grande fomento, ma come pure alla destra in questo momento svincolato, è Ciciretti, che comunque è un ragazzo giovane, ancora, sui 30, ex Serie A anche lui, milita nella B adesso, si è fatto tanti anni di gavetta e comunque ha già assaggiato i campi di Serie A, è una alla destra pura, ma è giusto un nome per darvi fomento, perché per dare comunque qualche notizia, per dare qualche input. Non penso che ci saranno altre integrazioni su questo lato. Credo che sia più plausibile che vedremo appunto l'inserimento in caso di uscita poi di Zortea, perché non potrà fare 90 minuti per 35 partite di campionato, più Coppa Italia e varie cose varie. Credo che vedremo quasi sempre lo scambio Zortea-Azzi, sicuramente, che al momento a livello di amichevoli non ha sicuramente creato grandi scompensi emotivi, insomma. No, scusate, non Conazzi, Di Pardo o Zappa metteremo lì. Sempre che, ripeto, non li stiamo già utilizzando in difesa. Io, questo è l'unico settore dove effettivamente investirei qualcosina insieme alla difesa. Andrei a pescare piuttosto anche qualche giovane, qualcuno che comunque mi dia un ricambio che faccia quello di ruolo. Poi, a livello finale di conclusione, siamo messi bene? Secondo me sì. Siamo messi meglio dell'anno scorso? Nel 90% della squadra sì, nel 10% no. E quel 10%, se avete seguito il mio discorso, è quello della difesa. In quello della difesa ho qualche brutta sensazione, perché ho paura che questa difesa 3, quando non ci sono i titolari, che per me sono i migliori, ma non per cattiveria, per statistica, perché se sono titolari sono quelli scelti per qualità, per tattica, per quello che volete, potremmo avere dei problemi, soprattutto quando abbiamo contro delle squadre tecnicamente molto più avanzate della nostra, o molto veloci, molto potenti. Centrocampo mi soddisfa molto, anche lì ho qualche perplessità sul sostituto effettivo di Zortea, però dipende dal tipo di partita che stai facendo. Ovvio che se poi ti serve un'ala che spinga e Zortea esce, ti puoi giocare soltanto la carta di Pardo da quel lato lì, perché a sinistra hai Felici, ma a destra non hai nessuno in rosa che faccia quello come ruolo puro, però lo puoi ancora compensare. L'attacco mi piace molto come l'abbiamo trasformato, sono molto contento di non aver perso alla fine a livello, secondo me, di quantità di squadra, di qualità, il fatto di non avere praticamente più trequartisti pronti, perché Pereira ancora da vedere e ovviamente il nostro giovanissimo, il nostro Del Pupo, non puoi provarlo, ma insomma, a meno che non faccia davvero un'esplosione, un exploit della Madonna, la vedo difficile garantirgli una titolarità effettiva. E poi comunque il trequartista non è necessario in questo modulo. La difesa, come vi ho detto, c'è qualche dubbio, però se ben organizzata a livello di slot utilizzati in ogni partita, quindi che so, 2 su 3 titolari e l'altro lo fai subentrare,
o utilizzi quello un pochino più debole, a fianco però dei due di ruolo, con un Augello che mi garantisce sempre una bella discesa, e allo stesso modo anche lì, se tu utilizzi Di Pardo, se tu utilizzi Obert, se tu utilizzi tutti quelli che hai comunque in Azzi stesso, Overoli, se te li utilizzi con la necessità di, anche al posto del centrocampo, di farli indietreggiare se serve, alla fine torni velocemente alla difesa a 4 in caso di necessità con persone che lo fanno di ruolo. Quindi alla fine dei conti possiamo anche pareggiarla. Sono un po' sul dubbio che mi viene in mente in questo momento. Siamo vincolati effettivamente solo a questo modulo, almeno da quello che riguarda il centrocampo in su, perché non abbiamo reintegrato ali destre, perché non abbiamo reintegrato alcun tipo di trequartista con quei due forze che vi ho detto. Quindi il nostro centrocampo potrà essere sempre solo questo, in linea. E nel caso in cui ci dovessimo effettivamente ritrovare in necessità, speriamo di no, di infermieria o qualunque di espulsioni, che cavolo ne sappiamo, sospensioni, per qualunque motivo, in carenza di giocatori in quel genere di ruoli che ci permettano di mantenere questo centrocampo a 5, ci troveremo secondo me in difficoltà, perché non abbiamo la possibilità di cambiare effettivamente un modulo che ci possa, ad esempio, avere un trequartista o che ci possa garantire quella quantità nel centrocampo che Nicola vuole nel suo gioco. Possiamo tornare facilmente alla difesa a 4, ma non possiamo cambiare molto il centrocampo, quello sì. A meno di comunque mettere leggermente fuori ruolo tutti gli slot che abbiamo, perché ovviamente tu De Jong e Viola te li puoi giocare un po' come vuoi nel centrocampo, puoi utilizzare i tuoi slot difensivi di terzini che non utilizzandoli in difesa perché giochi a 3, puoi utilizzarli lì per coprire le ali, però per quanto a me piacciono i giocatori che sanno fare un po' tutto, mi piacerebbe avere dei soggetti di ruolo pronti a sostituire chi nel caso sfiga vuole si rompa, anche perché l'anno scorso ci siamo trovati, soprattutto nella sezione avanzata, in un momento in cui praticamente erano tutti rotti, c'era la Padula che era operato, Pavoletti l'ennesimo infortunio, Shomuro dove era rotto, abbiamo giocato mesi con Luvumbo era andato in Africa a fare la Coppa d'Africa, ci siamo giocati tutto con Petagna, con Oristagno e Gaetano, con il risultato che se non facevano qualcosa Gaetano Oristagno non potevi, ad esempio, cioè non vorrei trovarmi in carenza di soluzioni come l'anno scorso, perché poi significa annaspare pesantemente per 6 mesi, fino a quando magari non rientrano quei 2 o 3 infortunati, e devo essere sincero, è uno scompenso di stomaco e cardiaco che preferirei non subire fisicamente anche quest'anno. Però, tolto tutto, insomma, io sono soddisfatto, diciamo, con un buon 70%, dai, quindi è positiva secondo me la situazione. Credo che ce la potremo giocare. Dubito che andremo molto oltre la nostra solita zona di classifica, però quello che mi preoccupa un po' come diretta avversaria forse è il Como, anche, non solo per aver perso comunque malamente già in questa amichevole, ma proprio per tipologia di gioco che fa molto, molto dinamico e che ha messo appunto in risalto i difetti di questa nostra difesa 3. Però le amichevoli pre-estive sono più un'indicazione dell'allenatore che un indicativo effettivo stato della salute della squadra. Nelle altre mi sono piaciuti i ragazzi, li vedo quasi tutti già a una buona percentuale di forma, e ormai lunedì si inizia con la Coppa Italia. Spero che quindi questo riassuntino, insomma, della nostra situazione attuale sia stato ben fatto. Allora, noi ci risentiamo sicuramente per il commento della Coppa Italia. Se ci sono poi notizie di mercato, ultime, insomma, un pochino più fresche, ricominciamo adesso a mettere gli shorts e i video su TikTok e su Instagram, e quindi mi raccomando, seguiteci anche lì, perché a questo punto non dedicheremo più lunghi video come questo per parlare di mercato e di squadra, ma cominceremo a dare solo le singole notizie, perché credo che il grosso ormai sia stato fatto. Riprendiamo quindi con i nostri appuntamenti poi per le singole partite, e vi ricordo, mi raccomando, che fra un po' ci saranno poi notizie per il nostro fantacalcio. Come l'anno scorso faremo una bella puntata per ogni settore di squadra, quindi porta, difesa,
centrocampo e attacco per vedere di creare insieme delle belle rose fantacalcistiche. Ci sentiremo quindi io direi alla fine di agosto, quando comunque si chiuderà il mercato. Detto questo, io sono Franco Nusinas, vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo molto presto. Aio!